Vogliamo leggere una bella storia del Vecchio Testamento, nel libro di Giosuè, capitolo 6. Alleluia. Leggiamo della conquista di una città che si chiamava Gerico e che era da tutti considerata inespugnabile. Alleluia, ma il popolo di Dio l'ha conquistata. Amen. Giosuè capitolo 6. Amen. Se lo trovate invito ad alzarvi in piedi. Alleluia. Inizio la lettura. A Dio sia la lode. Amen. Gerico era chiusa bene e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E l'Eterno disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che, quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo darà in un gran grido e le mura della città crolleranno. E il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé. Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto e 7 sacerdoti portino 7 trombe squillanti davanti all'arca dell'Eterno. Poi disse al popolo: andate, fate il giro della città e l'avanguardia preceda l'arca dell'Eterno. Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'Eterno si misero in marcia suonando le trombe, e l'arca del patto dell'Eterno li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca durante la marcia. I sacerdoti suonavano le trombe. Ora Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, non fate udire la vostra voce e non vi esca parola di bocca fino al giorno che io vi dirò gridate. Allora griderete. Così fece fare all'arca dell'Eterno il giro della città una volta, poi rientrarono nell'accampamento e là passarono la notte. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e i sacerdoti presero l'arca del patto. I 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'arca dell'Eterno avanzavano, suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva l'arca dell'Eterno e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il 2° giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. E il 7° giorno si alzarono la mattina allo spuntare dell'alba, fecero 7 volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto quel giorno fecero il giro della città 7 volte. La 7ª volta, quando i sacerdoti suonavano le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città. E la città, con tutto quello che contiene, sarà consacrata all'Eterno per essere sterminata come un interdetto. Soltanto Rahab, la prostituta, avrà salva la vita, lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviato. E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio.
ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo, di ferro, saranno consacrati all'Eterno, entreranno nel tesoro dell'Eterno. Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe. E avvenne che quando il popolo ebbe udito il suono delle trombe, lanciò un grande grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città e votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, fanciulli e vecchi, e buoi e pecore e asini. E Giosuè disse ai 2 uomini che avevano esplorato il paese: andate in casa di quella prostituta, fatele uscire con tutto ciò che appartiene, come le avete giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e fecero uscire Rab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva. Fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li misero fuori dall'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele bruciarono la città e tutto quello che conteneva, presero soltanto l'argento, l'oro, gli oggetti di bronzo e di ferro che misero nel tesoro della casa dell'Eterno. Ma a Rab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita, e lei ha dimorato in mezzo a Israele fino al giorno d'oggi, perché aveva nascosto i messaggeri che Giosuè aveva mandati a esplorare Gerico. Allora Giosuè fece questo giuramento: sia maledetto davanti all'Eterno l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico. Egli getterà le fondamenta sul suo primogenito ed erigerà le porte sul più giovane dei suoi figli. L'Eterno fu con Giosuè e la sua fama si sparse per tutto il paese. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. La città maledetta, Gerico. Abbiamo predicato qualche volta su Gerico, sul miracolo che Gesù ha fatto a Gerico. Era considerata ai tempi di Gesù una città maledetta a causa di questo giuramento, questa maledizione che Giosuè lanciò, perché uccisero tutti, abbiamo letto, a fil di spada, bambini. E non è bello uccidere. E quindi al tempo di Gesù, chi andava a Gerico era considerato come uno che era maledetto, andava in una città maledetta, ma Gesù ha fatto del bene, ha guarito il cieco, vi ricordate? Gloria al Signore, perché il Signore vuole cambiare le circostanze, le cose che sono maledette vengono benedette. Amen. Il Signore può cambiare ogni cosa. Amen. Alleluia. Certamente Gerico rappresenta un ostacolo. Il popolo di Israele è entrato nella terra promessa e c'era questa città fortificata, aveva un grosso esercito, le mura spesse, era inespugnabile. Ma Dio ha fatto una promessa. Era apparso a Giosuè nel capitolo precedente, alla fine del capitolo precedente. Vediamo che Giosuè è di fronte a questo angelo, non lo so, lui si definisce: io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Io credo che fosse Dio in forma umana che è apparso a Giosuè per incoraggiarlo, per fargli in quel momento difficile, perché quest'uomo era leader di un grosso popolo e doveva andare avanti, doveva continuare il lavoro che ha iniziato Mosè. E sapete, non è facile gestire una popolazione intera. C'era un obiettivo da raggiungere e questo ostacolo bisognava superarlo. E allora il Signore fa questa promessa: tu conquisterai Gerico. Alleluia, io ti darò Gerico nelle tue mani. Gloria al Signore. E Giosuè credette a questa promessa.
E noi dobbiamo credere alle promesse del Signore. A volte nella nostra vita ci sono dei problemi così insormontabili che ci smarriamo e di colpo perdiamo la fiducia nel Signore. Ma Dio è grande, rimane grande, Egli è l'Iddio dell'impossibile. Dobbiamo solo mantenere ferma la nostra fiducia nel Signore e dobbiamo mantenere la calma, perché nella calma sta la nostra fiducia e la nostra forza nel Signore. Amen. Amen. Alleluia. Mi sono trovato qualche volta a dire a qualcuno nei momenti di confusione: come faccio? Stai sereno, stai sereno. Dio farà, non so come, ma Dio farà. Non so dirti come, perché non lo so, ma una cosa so, Dio farà, si muoverà, ti aiuterà. Amen. Alleluia, perché Dio interviene sempre a favore di chi lo ama. E con tutti i nostri difetti noi amiamo il Signore. Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Solo devi fare una cosa che ti chiedo di fare. Prepara il popolo in questa maniera, dà delle disposizioni. E poi gli dice: devi girare attorno alla città. Fallo. Ma come, Signore, perché mi dici di girare attorno alla città? Ma perché? Tu fallo. Vogliamo ubbidire al Signore. Amen. Amen. Il Signore ti dice: stai calma, stai serena e aspetta. Tu devi stare calma, serena e aspettare. Anche se i tuoi occhi non stanno vedendo nulla, sappi che Dio si sta muovendo. Amen. E ti dico per fede, le mura di Gerico crolleranno. Amen. Come sono crollate? Crolleranno anche quelle mura che sono davanti a te, Alleluia. se tu ubbidisci alla voce del Signore. Amen. Gira attorno. Scegli 7 sacerdoti che portino l'arca, stiano davanti, e davanti ci sono delle persone che suonino delle trombe. Tutti dovete fare silenzio, solo le trombe dovranno squillare. Tu gira attorno alla città, fallo per 6 giorni. Al 7° giorno devi girare 7 volte e vedrai che accadrà qualcosa. Sono stati ubbidienti, hanno fatto così. Alleluia. Nessuno si è lamentato con Giosuè. Ma Giosuè cosa ci dici di fare? Girare? Non so quanto grande fosse la città, ma sicuramente un giorno ci hanno messo, no? Però l'hanno fatto. Cosa voglio dire? A volte il Signore ci chiede di fare delle cose che a noi sembrano così facile. Eppure il Signore ci chiede di fare poche cose. Ma quel poco che il Signore ci chiede di fare, dobbiamo farlo. Amen. Non lasciarti fermare dalle difficoltà. Continua a servire il Signore. Amen. Questo ci chiede il Signore di fare. Amen. Qualcosa vuole impedirti di camminare avanti nella terra promessa, di raggiungere l'obiettivo. Abbiamo un nemico. È vero? E le studia tutte, le sa tutte per fermarci. Sta a noi continuare ad essere ubbidienti alla voce del Signore o lasciarci condizionare dalle macchinazioni del nemico. Cosa scegliamo di fare? Io voglio continuare a servire il Signore. Non so come, perché, ma io voglio continuare a camminare nelle vie del Signore. Voglio continuare ad adorare il mio Signore, a pregarlo, a offrire il mio culto. Io voglio continuare a camminare nelle sue vie. Alleluia.
E quando incontrerò Gerico davanti a me, so che il Signore farà crollare quelle mura. Alleluia. Perché io sto facendo la sua volontà. Amen. Amen. Alleluia. Così è successo. Le mura sono crollate. Sono entrati, hanno ucciso tutti e hanno risparmiato solo una donna e la sua famiglia, che era una prostituta, Rahab. Perché quando entrarono gli esploratori, quella donna li nascose. E poi gli disse: ricordatevi di me quando entrerete. In qualche modo sentii, capii che quello era il popolo di Dio e che Dio dà vittoria al suo popolo. Perciò con una fiducia inspiegabile, con fede, disse a quegli esploratori: voi entrerete, conquisterete Gerico, però ricordatevi di me, non mi uccidete. La tua vita sarà salva. E Giosuè si ricordò di quella promessa e disse: andate a cercare quella donna, fatela uscire fuori. Gloria a Dio. Quella donna è stata grandemente benedetta, non solo in quel giorno, ma è stata benedetta anche dal Signore, perché da quella donna, non so se l'avete letto, discende il nostro Signore Gesù anche. Nella genealogia di Gesù è citata Rahab, perché quella donna è stata fedele. E Dio non ha riguardo personale, ma onora sempre coloro che lo onorano. Amen. Amen. Da Rahab viene Davide fino poi a Gesù. Pensate, Gesù discende da una prostituta? Amen. Così è scritto. Gloria al Signore. Ma la cosa che dobbiamo capire è che Dio può ogni cosa. E a volte attraversiamo quei momenti di spiritualità alta, no? Perché tutto ci va bene. E poi, siccome i giorni non sono tutti col sole, poi vengono le nuvole e c'è la tempesta, poi perdiamo la speranza, non so, la fede crolla, ci guardiamo attorno e... No, continua a servire il Signore. Vedrai che le tue difficoltà il Signore le farà superare a te. Amen. Ti farà vedere la sua mano. Gloria a Dio. Dio va sempre onorato e servito, ubbidito, sempre. Non solo a giorni alterni. È facile dire gloria a Dio quando stai bene. Devi continuare a dire gloria a Dio anche quando il medico dice è una malattia. Lì è più difficile, vero? Però lo stesso dobbiamo dire gloria a Dio. Lo stesso dobbiamo avere fiducia nel Signore, che può cambiare ogni cosa. Può cambiare le sorti di una battaglia. Il risultato di un esame. Lui lo può cambiare. Non c'è nulla che il Signore non possa fare. Alleluia. Dobbiamo solo credere nel Signore. Amen. Amen. Alleluia. Credi nel Signore Gesù e le mura crolleranno. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Amen. È una promessa. Gloria a Dio. Alleluia. Crediamo nel Signore. Lui tutto può. Il diavolo vuole condizionare anche il nostro modo di vedere le cose. Non so, ma a volte capita di vedere sempre tutto nero, no? Subito la confusione. E come faccio adesso? Come faccio? Al di sopra di tutto c'è Dio. Perché dire come faccio? Devi dire invece io so quello che devo fare. È vero? Io so quello che devo fare. Mi inginocchierò. Pregherò il mio Dio. Io griderò a Lui.
e Lui mi ascolterà. Amen. E quando Lui mi ascolterà, agirà. Alleluia. Alleluia, amen. 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 E se abbiamo questa fiducia, allora non ci smarriremo. Saremo calmi, fiduciosi, sicuri, certi che non siamo soli. Amen. Amen. Dalla nostra parte c'è Gesù. Dio è dalla tua parte. Non sei solo. Alleluia. Chi combatte le mie battaglie, le tue battaglie? Dio combatte sempre per me. Ha combattuto sempre a mio favore, il Signore. E tante volte mi sono trovato solo. Ma ho sempre detto, Signore, non mi lasciare, sii con me. Se devo affrontare questa situazione, l'affronterò, ma l'importante è dammi certezza che tu sei con me. E questa certezza, Signore, grazie a Dio, me l'ha sempre data. Alleluia. Non è facile servire il Signore. Un giovane disse a Gesù, Signore, io voglio seguirti. Quanto entusiasmo, io magari non riesco a esprimere l'entusiasmo di questo, io voglio seguirti, Signore. Gesù invece di incoraggiarlo lo scoraggia. Tu vuoi seguire me? Guarda che gli uccelli del cielo hanno delle tane, dei nidi, gli animali hanno delle tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Sei sicuro di volermi seguire? Non c'è seguito, poi non si capisce se se ne va. Questo giovane non lo segue. Credo di capire che poi non lo segue. Allora, servire il Signore non è facile. Ma vi dico, è la cosa più bella che sia capitata nella mia vita. È la persona più bella che abbia mai conosciuto Gesù. Non mi è andato mai tutto facile, ma ho potuto sperimentare fino ad ora la fedeltà di Gesù. E quanto Egli tenga a me. Ma non perché io merito qualcosa. Lui ha dato la sua vita per me. Alleluia. Perciò se qualcuno ti dice, guarda, è facile servire il Signore, non gli crede, perché non è facile servire il Signore. Ma è la cosa più bella che ti possa mai capitare. Amen. Perché puoi sperimentare quanto Egli ti ama. E come prende a cuore i tuoi bisogni, i tuoi problemi, se tu glieli dai. Amen. Se ti fai da parte e fai andare Lui davanti, tu sei vittorioso. Amen. Io questo ho potuto sperimentare. Se ti fai da parte, rinunci a combattere da solo le tue battaglie, ma dici al Signore, pensaci tu, Signore, tu sei vittorioso. Alleluia, perché il Signore è vittorioso. Non conosce sconfitta il Signore. È vero? Alleluia. Alleluia. Perciò non so se stai vivendo un momento di difficoltà, ma voglio incoraggiarti questa mattina e dirti semplicemente, abbi fiducia nel Signore. Amen. Continua a servire il Signore. Amen. Continua a lodarlo, a pregarlo, ad adorarlo, a servirlo in chiesa. Continua a fare la sua volontà. Sii ubbidiente Amen. e vedrai la vittoria. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù. Santo